Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Visto il periodo, è il caso di fare una puntata riguardo a una delle tradizioni più consolidate natalizie per quanto riguarda tutti quanti i napoletani, ovvero il presepe. Non esiste albero di Natale che tenga in casa di un napoletano, anche piccolo, prefabbricato, ci deve stare un presepe. Il presepe ha delle tradizioni, ha delle regole ferree, un modo ben preciso di essere fatto, col sughero, l'impalcatura. Qualcuno ogni tanto usa come viene chiamato, un enteroclisma, ovvero il motorino classico della lavatrice per fare il meccanismo della fontana con l'acqua che va in ricircolo. Per esempio il mio ce l'ha. Ci sono però alcune figure di riferimento, alcune cose che vanno fatte con il presepe a Natale assolutamente. Per esempio, il bambinello, ovvero Gesù bambino, va messo a mezzanotte del 24 dal più piccolo in famiglia, sempre. Infatti si vedono questi bambini 3-4 anni che timidamente, cercando di mettere il bambinello, scostano tutti quanti i pastori, ma è tradizione. Come i re magi vanno messi la giornata dell'Epifania, non vanno messi prima. Moltissimi presepi preassemblati troverete i re magi già ora. Ma ci sono poi tutte quante le scene che ci devono essere, le scene dei lavori tradizionali, spesso c'è il vasaio, c'è il falegname, c'è la persona che sta scannando o il maiale o un agnello. Ci sono poi tutti quanti i vari pastori e poi c'è un pastore particolare, messo all'inizio, soprattutto nel presepe, spesso in una caverna e una grotta. Ed è un pastore che dorme steso su di un lato, con il braccio sotto la testa, che si tiene così, sta dormendo con un sorriso beato. Quel pastore si chiama Benino, per la tradizione. È stato chiamato anche Benito nel ventennio fascista per l'assonanza del nome a quella di Mussolini, ma il suo nome originario è Benino. Quel pastore ha un significato molto particolare, tralasciando il fatto che tutto il presepe è un'allegoria. Quel pastore ha un significato molto particolare perché in questo momento il pastore, visto che proprio all'inizio del presepe, rappresenta il sogno inteso come visione, ovvero la coscienza dell'uomo che si sta assopendo verso l'immagine e il messaggio di Gesù Cristo, ma non è ancora arrivato alla destinazione il messaggio, sta vivendo la visione del messaggio del Signore. Parleremo poi eventualmente di tutti quanti gli altri legami, la stella cometa, l'angelo con spesso la scritta gloria, ma questo per un'altra puntata. Detto questo, come al solito vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Berim!